Aggressione al sindaco Gianni Precoma dopo il provvedimento di Daspo da Cherano San Marco emesso dal questore di Treviso per i 3 nomadi accusati del pestaggio. Non si placano le polemiche sulla vicenda. L'Associazione Nazione Rom annuncia di aver inviato una formale diffida al ministro dell'Interno Salvini, al presidente del Veneto Zaia e ad alcuni sindaci della Marca per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti, per i quali l'Italia riceve specifici fondi dall'Europa per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione. Una diffida che è stata inoltrata anche ai tribunali di Treviso e Roma. Sulla questione era già stato lapidario il commento del governatore Zaia all'indomani della richiesta d'incontro dell'Associazione Nazione Rom. Qui c'è uno che gli ha fracassato la faccia. È un sindaco, un pubblico amministratore, non penso fosse andato lì a fare il bullo, avrà chiesto di uno spostamento dell'accampamento provvisorio, temporaneo, quello che è. E peraltro mi risulta anche che si conoscessero, per cui non c'è nulla da fare incontri. Io penso che innanzitutto la violenza sia sempre da condannare, senza se e senza ma, punto.